Siamo sempre supportati dal presidente di AIDO, che è l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. Quindi ricordiamo, organi, tessuti e cellule. Le organi sappiamo più o meno, ha detto anche lei, il cuore, i polmoni, gli occhi, eccetera. Così. E i tessuti quali sarebbero? Ma i tessuti sono per esempio le cornee, i tessuti può essere la cute. I tessuti possono essere delle membrane che vengono utilizzate per la cura magari dei legamenti al ginocchio, o comunque la cute per la cura anche di persone che sono state ustionate. Quindi anche di altre persone con caratteristiche diverse si può utilizzare la cute. Sì. E invece le cellule? È lo stesso, bene o male, possono essere le cellule in questo caso, le cellule del midollo osseo. Pensavo al midollo osseo. Esatto, che è un po' la più conosciuta. Noi abbiamo in Veneto 3 eccellenze, abbiamo la fondazione Banca Occhi, esatto, di Mestre, la fondazione Banca Tessuti di Treviso e la Banca della Cute a Verona. Quindi, che quindi sarebbero come dei sottocampi dell'attività che svolge, perché AIDO raccoglie le adesioni, poi intervengono queste... Certo, ovviamente noi raccogliamo l'adesione, noi raccogliamo la volontà e la disponibilità a donare, dopo, ripeto, saranno i medici a stabilire cosa... Quindi la persona che si rende disponibile a donare non può scegliere quale organo non donare, no, assolutamente. È generico. Questo fa parte dell'essere donatore, voglio dire, uno non sceglie se essere donatore di A o di B, insomma, quindi io spesso quando vado negli incontri, per esempio, che parliamo anche, magari spesso facciamo gli incontri con le associazioni di donatori di sangue, e dico che un donatore non può essere un donatore di organi sì o un donatore di sangue no, se uno ha disponibilità di donare è aperto. Però il sangue può essere donato quando una persona... Sì, no, ma voglio dire, se uno è disponibile a donare, se una persona solare, è una persona disposta ad aiutare gli altri, come va a donare il sangue, mette la disponibilità anche per donare gli organi. Questo sì, nella teoria, nella pratica bisogna però manifestare un consenso. Certo, ovvio, però... Le persone sono così, la persona, ecco, essere donatori vuol dire essere buoni, quindi a me piace pensarla in questa maniera qua. Se non sono donatore, scrive un telespettatore, e single, alla mia morte chi deciderà dei miei organi? Allora, ovviamente per legge decide chi ha diritto, se non ci sono persone che hanno diritto di scegliere... E chi sarebbero i genitori? In primis il coniuge, no? Il coniuge, genitori e figli. E basta. Quindi non, coniuge. Anche convivente, se è approvata la convivenza. Quindi con la convivenza certificata è possibile anche questo. Genitori, se sono ancora in vita, soprattutto se la persona giovane. Figli. Oppure i figli. Basta. Quindi nipoti e fratelli non possono decidere. Non possono decidere, la decisione viene presa dallo staff medico, perché se non ci sono, ovvio che se ci sono dei fratelli, che se ci sono delle persone che possono dare delle indicazioni. Allora, mettiamo in chiaro una cosa, in realtà non è che i familiari decidono, possono decidere loro. Allora, viene fatta la domanda se la persona che è deceduta ha manifestato la volontà o meno di donare gli organi. Certo. Ecco, è ovvio, allora, per legge sono i figli, i genitori o il coniuge. Se dopo ci sono dei fratelli che non hanno diritto di esprimere, però comunque magari quando succedono queste cose ovviamente i medici vanno con la capacità e che hanno loro, con tutto quello che serve, quindi chiedono ai fratelli, insomma cercano anche di convincerli, anche se non c'è l'obbligatorietà di chiedere, comunque vengono sentiti.
Certo. In questo caso. No, proprio perché dopo insorgono questioni intrafamiliari, Ma magari i credo genitori non vogliono, il coniuge invece sì, la persona sicuramente sa che ci sono queste cose. Ci sono queste cose, poi possono capitare che magari aventi diritto ci possono essere più persone e possono essere in contrasto tra loro, esatto. e quindi ed è questo che è importante scegliere in vita. Certo, e comunicarlo E comunque, comunicarlo per non dare la responsabilità Esatto. o la sorpresa Esatto. a chi sta vicino. Quindi Esatto. oppure nel testamento può essere lasciato anche Certo, questo? può essere, anzi mi scuso perché comunque tra le varie possibilità c'è anche questo di lasciare un biglietto, di lasciare scritto, purché ci sia una data e ci sia la firma olografa della persona, però magari, e quindi se una persona porta questa volontà, e questa volontà fa testo, ovviamente, o meglio, fa testo l'ultima dichiarazione in termini di tempo, quindi fa testo Certo. però si fa fatica quando succedono queste cose. C'è la contestualità. Dove lo trovo, va a cercarlo, non lo so, dove l'ha messo, se uno dice ovviamente ai propri familiari, se dovesse succedere qualcosa, fate così, là c'è la mia volontà scritta, quella va bene. Chiaro. Ma ovviamente se questo non fosse così e lo trovi magari dopo una settimana, non serve più. E invece con le iscrizioni, come abbiamo detto prima, l'iscrizione viene registrata, Certo. quindi viene consultata in tempo reale. E questo è molto molto importante, Certo. significativo. Ecco, dicevamo, i limiti di età non esistono, neanche la scelta di organi da fare, ma viene appalesato al familiare, penso ai genitori, a chi viene donato l'organo? No, non si può scegliere a chi viene donato. No, scegliere, una volta che viene attribuito l'organo a una persona, il familiare può sapere a chi... No, per legge non può saperlo. Non può saperlo perché comunque per legge proprio deve essere anonimo il dono, quindi verrà comunicato se il trapianto è andato a buon fine, verrà comunicato che che tipo di organi sono stati utilizzati, viene comunicato queste cose. Questo è importante. Io lo interrompo un attimo, c'è una telefonata. Pronto? Sì, buongiorno, Pavanello, Belluno. Da dove, scusi? Da dove chiama? Belluno. Da Belluno, prego, sì. Sì, allora io volevo chiedere un'informazione. Allora, l'Italia è basata principalmente sul matrimonio. Io in realtà ho doppia cittadinanza e la maggior parte del tempo vivo all'estero. Allora io sono ad esempio un caso di uno divorziato che ho dei figli in Italia e ho dei figli anche all'estero. In questo caso, se una persona ha un'unione che qui si direbbe civile ma è per lo stesso sesso, mentre all'estero come civile può essere unione stabile fra due persone che però non sono sposate e quindi risultano celibi e quindi non sposate, decidono i figli o può essere anche la compagna che decide in questo caso? Perché io sia nell'altro paese che è Brasile ho dato il no alla donazione e sia in Italia ho dato il no alla donazione, perché per me la persona quando è defunta è sacrosanta e per me è comunque importante che rimango come sono, perché nessuno è mai tornato indietro a dirmi com'è dall'altra parte e come si è sentito. Quindi per me il corpo è importante e va conservato. Va bene, perfetto. Allora Presidente, grazie di aver telefonato anche per questa domanda. Chiariamo, si è manifestato per un consenso, vale il consenso. Ha manifestato un consenso, lui è contrario alla donazione e per quanto riguarda la legge italiana comunque il suo consenso vale. È una manifestazione di volontà che è stata espressa e quindi viene rispettata la sua manifestazione e non vengono interpellati quindi i familiari. Esatto. Quindi all'estero... Ovvio che ogni paese ha la sua legislazione e quindi però così in teoria se uno manifesta la propria volontà negativa viene rispettata. Ecco, insomma, quindi allora, a prescindere dai rapporti di parentela, infatti la cosa migliore, come diceva il Presidente, avere un proprio convincimento in un modo o nell'altro e manifestarlo
chiaramente a palesarlo, come ha fatto magari il signore Maio, che lo comunichi anche ai familiari, che così non insorgono dubbio o perplessità. Comunque questa è una manifestazione. Aspetti religiosi intervengono? Sì, allora diciamo che tutte le religioni maggiori sono favorevoli alla donazione, quindi non ci sono grossi problemi in questo caso. Qualche magari religione mette qualche limite, però ecco, non è contraria fondamentalmente alla donazione e al trapianto. Per questo noi, tra l'altro, anche per così riuscire anche a parlare, perché ormai la nostra comunità e il nostro paese comunque c'è una notevole percentuale di extracomunitari, quindi anche di altre religioni e altre culture, e quindi stiamo pensando anche, li abbiamo già fatto in passato, ma prossimamente lo faremo ancora, dei fogli informativi anche in lingue straniere, e magari con un link sul foglio informativo, perché magari il foglio informativo è una cosa veloce, non può spiegare tutto, che rimanda al sito, e al sito ci sono infatti magari... discutevamo prima della trasmissione il discorso che magari non tutti sono a conoscenza che così d'amblè, quando fai il rinnovo della carta d'identità, ti viene fatta questa domanda, pensarci, saperlo, magari metterlo sul sito di tutti i comuni, quando c'è il rinnovo del documento che ti verrà posta questa domanda, uno ha tempo per pensarci, giusto, che sarebbe anche, e magari fa una scelta più consapevole che non al momento. Infatti quello che noi ci teniamo è proprio per questa scelta consapevole. Insomma, quindi... Mi è dato un altro messaggio, vediamo se me lo mettono dalla regia, vediamo un secondo, eccolo qua, se riguardava appunto vediamo se quando mi mettono il messaggio in onda, eccolo qua. Si può fare una donazione con la formula 5 per 1000 per Aido Veneto? Allora, noi per scelta associativa abbiamo scelto che il 5 per 1000 lo raccogliamo a favore di Aido Nazionale, che poi magari si fanno dei progetti a livello nazionale con quel 5 per 1000. Quindi è possibile donare 5 per 1000 ad Aido. Non in Veneto in modo particolare. Non al Veneto in particolare, ma ad Aido, che poi utilizza il 5 per 1000 per fare delle campagne di informazione a livello nazionale. Campagne di informazione. Sì. A proposito di informazione e formazione, vengono formati gli ufficiali dello Stato civile, gli ufficiali dell'anagrafe, vero? Certo, allora noi abbiamo un progetto ormai da anni con la Regione Veneto, col Centro Regionale Trapianti, con l'Anci Veneto, con ANUSCA, che è l'associazione di ufficiali anagrafe, e con varie associazioni, quindi di formare gli ufficiali anagrafe, perché ovviamente chi va a rinnovare la carta d'identità si trova di fronte a una persona che magari spesso non è informata e chiede informazioni. Quindi noi facciamo dei 3-4 incontri formativi a livello regionale, in collaborazione con l'ANCI, come ho detto prima, con l'ANUSCA e con la Regione Veneto, così per formare gli ufficiali anagrafi in modo che questi siano a conoscenza di cosa stanno parlando in sostanza. Questo è molto importante. Io colgo l'occasione e mi rivolgo ai sindaci che mandino queste persone a questi incontri formativi, perché è importante questo, perché ovviamente è giusto fare una scelta. Il telespettatore di prima ha detto che lui per scelta è contrario, mi va bene o no che sia consapevole, va bene che le persone che siano consapevoli dicono no, non posso accettare un no da persone che magari non conoscono la cosa. Ecco, questo è il problema. Quindi piuttosto io dico, se non conoscete, se avete paura di fare una scelta, non fatela. C'è la possibilità anche di non fare la scelta quando andate a rinnovare la carta d'identità. Chiaro, dobbiamo chiudere, ci sarebbero state le altre questioni, come avviene poi il discorso del trapianto dell'organo, delle tempistiche eccetera, perché lei mi diceva comunque ci sono tante ore che intercorrono, ci deve essere la morte cerebrale per un tot di tempo, insomma ci sono tante cautele che vengono adottate che possono anche tranquillizzare chi è in dubbio. Certo. Magari ne riparleremo, certo, magari anche con un sanitario, che quindi un medico che potrebbe anche rispondere meglio a queste questioni
questioni più tecniche. Io la ringrazio, Presidente, Grazie, di essere stato qui grazie con a noi. lei, grazie a tutti i telespettatori, grazie a tutti voi. E a voi cari telespettatori rinnovo l'appuntamento naturalmente domani con la nostra trasmissione. Rivedete la puntata se volete sul web oppure su YouTube. Buon proseguimento e grazie.